Cavavi l'erba? Sì, O buttavi i diserbanti? un mese, no, un mese, 7, 8, 5, 6 persone, un mese, semplice notai a cavare, si cominciava, che appena, sì, che era buono, che si poteva Tutti fare. sul campo? Tutti sul campo, e ne voleva anche un mese per mettere tutto il campo. Curare a Ici praticamente? Curare lì, E il Singatin? e sì, infatti, no, niente, io stavo là, io non... Non lo vedavi terra? No, perché te distruggevi radici, non Ma nettavi l'erba con le mani o con una sapetta? che avevamo noi altri, è tecnica, era il ladrillo di un falsino, tagliato, stava fuori come un'ascia, sai, il calcagno del falsino. Qui era il manico, si metteva per non tenere in mano il ferro, si avvolgeva con una bella strada e dava ben con spavo, e qui serviva o lavorare così per distruggere l'erba. Quanto largo eri per tagliavi? 5-6 centimetri? No, così tanto, 10 centimetri. centimetri. E qui era fin che, anche senza usarlo, bisogna stare attenti anche ai mani, perché qui era andava bene. E qua mettevi un manico? Sì, quando si avvolgeva attorno con una scianta di strada, tanto perché non teneva, sennò le mani. E tutti quanti che avevano il suo attrezzo così? Sì, no, di qui che si facevamo anche lo stesso, con che altro tocco, era tagliare un tocchino, metteva un manico di legno, per capire, se che il figlio il fascino, tagliava, si spaccava con il scapello da ferro, tagliava, dopo stava fuori lo stesso come un coltello, e quindi era fini che passava sotto terra, non era problemi. Non tiravi su... Quando che veniva più grande, allora si andava via e si cavava proprio quei mani. E il sole come facevi col sole? Li riparavi? Avevi in... Dorso nudo, e negli era chi che si tirava un tendone, un ombrione, ma neanche per niente, altri si faceva niente, si faceva piaga, proprio un mese di piaga.